Quando si parte con una campagna, la nostra campagna sapete è quella di lavorare, ma vogliamo anche darvi una spiegazione di qual è stata l'idea fondante di tutto questo. Beh, la prima idea potrebbe essere poca spesa e tanta resa, nel senso che noi pensiamo che il mood, come direbbero gli inglesi, cioè il sentimento di una campagna fatta nel 2015 sia innanzitutto quello del rispetto nei confronti di chi non ha. Non dimentichiamoci che in questo momento in Italia ci sono 6 milioni di cittadini che vivono alla soglia della povertà e che anche il Veneto è toccato da questo fenomeno. Per cui noi abbiamo fatto una scelta da subito di pensare che la nostra campagna dovrà essere low cost. Perché l'abbiamo chiamato Click Day? L'abbiamo chiamato Click Day perché il click, oggi virtualmente con questo click, noi cos'è che facciamo? Diamo l'avvio a tutto quello che è la nostra informazione. È una campagna che sarà sobria, è una campagna che sarà, come vedrete dopo, low cost, e vi spiegheremo perché, però vorrei anche ricordarvi che è una campagna che noi abbiamo deciso di autofinanziarci. Siamo stati degli iniziatori con questo principio nel 2010, scegliendo di non avere contributi dai privati, non perché questo faccia male, noi siamo a favore della cancellazione del finanziamento pubblico, non ne abbiamo fatto assolutamente una malattia, però diciamo anche che in questo momento il cittadino ha bisogno dei segnali, quindi la campagna è tutta autofinanziata. Da chi? Da chi si candida, punto, non c'è altro da aggiungere. E a me piacerebbe anche, ve lo dico con serietà, che magari noi candidati siamo chiamati a presentare la distinta delle spese ed è bene che sia così, no? Tutte le fatture, tu devi presentare le fatture, ma soprattutto i nomi e cognomi di chi ha pagato, di chi ha versato. Bene, la legge italiana ti dà tempo di presentarle dopo la campagna elettorale, quando sei stato eletto o sei stato clamorosamente battuto, quando magari a nessuno gliene fregherà più niente. Allora noi vi diciamo che la nostra è già virtualmente presentata perché di finanziamenti di privati, paraprivati o altre robe non ne abbiamo, cioè zero. Io spero che tutti gli altri candidati ci diano questa informazione prima di andare a votare, visto e considerato che poi avere le liste dei finanziatori dopo essere andati a votare a noi cittadini elettori non serve nulla, perché io quando voto una persona vorrei capire chi la sostiene, questo penso sia il minimo.